pioggia non ferma le processioni del Venerdì Santo. Dopo 2 anni, seppur con un percorso diverso, i fedeli tornano tra le vie del centro ad accompagnare i simulacri. Sovrintendenza e Mare Amico bocciano Musumeci e Starace. L'impianto a Porto Empedocle non è fattibile. L'anziana di Aragona, coinvolta in un incendio nella sua abitazione, si è aggravata ed è morta. Incidente ad Agrigento, in prognosi riservata il 24enne che a bordo del suo scooter si è schiantato sul selciato. Canicattines tenta di avvirarsi in carcere ad Agrigento, maxi rizza tra giovani a Favara. La regione siciliana finanzia 22 nuovi treni, l'investimento di 300 milioni viaggeranno sui binari dell'isola dalla fine di giugno. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dei riti pasquali. Ieri la pioggia non ha fermato la processione. Dopo 2 anni ritornano ad Agrigento i tradizionali cammini di preghiera, seppur stravolti nel tragitto a causa del Covid, per scongiurare eccessivi assembramenti. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Ritorna dopo 2 anni di fermo per il Covid-19 i riti pasquali della Settimana Santa. Nella giornata di ieri tanta la folla presente alla manifestazione, sia per quelli della mattinata che per quelli della sera. Allorquando Gesù, partito dal Sagrato dell'Addolorata con dietro il simulacro della Madonna Addolorata, ha girato le vie principali della città, dalla via Duomo, piazza Vittorio Emanuele, fino alla via Atenea e piazza Pirandello, dove la classica canzone del Venerdì Santo, Asi, versate lacrime, è stata eseguita da un avanti a una folla presente. Quindi l'omelia del Vescovo Don Damiano, che ha dato la benedizione ai presenti. Oggi sabato santo, giornata di riflessione per i cristiani, che rappresenta il giorno della meditazione, della penitenza. L'oscurità nelle chiese è totale, non vi sono celebrazioni liturgiche né sante messe. Infatti oggi è l'unico giorno dell'anno che non si può ricevere la comunione, tranne nel caso di viatico per gli ammalati gravi. Dalle 17 in poi la preghiera in attesa della resurrezione, animato dal coro Pentagramma a colori. Quindi alle ore 23 la celebrazione della resurrezione presieduta da Don Damiano. La domenica di Pasqua vedrà la celebrazione della messa a Sant'Alfonso alle ore 30, quindi in cattedrale, e l'altra alle ore 20. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Hello.
La prima volta che mi sono travestito con i mezzi, loro mi hanno portato dietro, io ero piccolino, mi aggrappavo alla coda. Una cosa sacra per il paese. Mi sono vestito la prima volta a 6 anni. È una passione, fino a quando avremo questa passione ci travestiremo tutti gli anni. Si muova la pietà! Torna dopo 2 anni di stop forzato l'appuntamento con i Giudei di San Fratello. La settimana santa di San Fratello si caratterizza per la presenza dei Giudei, uomini mascherati con particolari e pregiati costumi coloratissimi, interamente ricamati. Si tratta di uno dei più antichi riti d'Italia. La festa popolare religiosa risale probabilmente ai tempi medievali, quando venivano rappresentati quei misteri che sono passati successivamente dalle chiese alle piazze. I Giudei disturbano con le loro trombe gli eventi religiosi che si svolgono nel comune dei Nebrodi. I Giudei ricordano coloro che accompagnarono Gesù durante il percorso della crocifissione. Forti a Roma.
Non ce l'ha fatta Angela Cacciatore, pensionata classe 1926, rimasta gravemente ustionata a causa di un incendio nella sua abitazione ad Aragona per una stufa a gas troppo vicina al divano. Con lei c'era il figlio di 53 anni, anche lui investito dal fuoco. Entrambi erano stati ricoverati in ospedale, la donna nel reparto di terapia intensiva al San Giovanni di Dio di Agrigento in condizioni critiche e l'uomo al Cannizzaro di Catania. Il quadro clinico dell'anziana ieri sera è improvvisamente peggiorato, il suo cuore ha smesso di battere. L'incendio si è sviluppato all'interno di un'abitazione in via Maggiordomo, dove erano subito accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, riuscendo a portare madre e figlio fuori dall'appartamento prima che venissero divorati dalle fiamme. Oltre alle ustioni avevano riportato una grave intossicazione da fumo talmente intenso da non consentire a entrambi di mettersi in salvo, rischiando di rimanere intrappolati tra le mura di casa. Pochi dubbi sul fatto che il rogo sia divampato dalla stufa a gas che era stata posizionata vicino al divano dove forse si trovava il 53enne. L'anziana invece probabilmente era a letto. A chiedere l'intervento dei soccorsi erano stati alcuni vicini di casa che all'improvviso hanno sentito uno scoppio. Prima è esploso il condizionatore, poi anche i vetri dell'abitazione. Brutto incidente autonomo nella notte tra giovedì e venerdì lungo via Emera d'Agrigento. Un 24enne a bordo del suo scooter, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato sul selciato probabilmente in maniera autonoma, riportando gravi ferite. A lanciare l'allarme è stato un passante. Sul posto immediato l'intervento dell'ambulanza che ha trasferito il giovane al San Giovanni di Dio di Agrigento. Riscontrati traumi sparsi sul corpo e alla testa. Il 24enne è stato operato alla vescica e attualmente si trova in coma farmacologico. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il sovrintendente di Agrigento Michele Benfari boccia il rigassificatore di Porto Empedocle, in completa controtendenza rispetto al presidente della regione Nello Musumeci e all'amministratore delegato e direttore generale di Enel Francesco Storace. Il servizio di Francesco Milano. Si torna a parlare di rigassificatore a Porto Empedocle dopo le recenti dichiarazioni dei vertici Enel e del presidente della regione Sicilia Nello Musumeci. Questa volta è intervenuta la sovrintendenza di Agrigento, che ha commentato le affermazioni dell'amministratore delegato e direttore generale dell'Enel Francesco Storace. In una nota inviata all'UNESCO, la sovrintendenza ha innanzitutto dichiarato che la precedente autorizzazione del 2006, relativa alla realizzazione del rigassificatore, risulterebbe scaduta e che non vi sarebbero ulteriori richieste. Ha inoltre sottolineato che non è possibile concedere alcuna autorizzazione, poiché nell'area interessata sono presenti diversi beni paesaggistici e culturali di elevata importanza. Mare Amico, attraverso un comunicato stampa, ha dichiarato di sostenere l'intervento del sovrintendente Michele Benfari e ha aggiunto: il progetto in questione prevede un impianto di rigassificazione da costruire a terra a circuito aperto. Significa che l'impianto restituirebbe in mare grossi quantitativi di acqua più fredda e clorata. Per tradurre le parole in numeri, continua Mare Amico, 600.000 metri cubi al giorno di acque trattate con cloro che rilascerebbero in mare sostanze tossiche e mutagene. Tutto questo avrebbe conseguenze inevitabili, l'impoverimento del mare ed anche la formazione di fastidiose schiume che sconsiglierebbero la balneazione, conclude Mare Amico. Tra il fronte del sì e quello del no, comunque la decisione finale spetta al comune di Porto Empedocle, che dovrebbe concedere il nulla osta, ma che preferisce prima sentire il parere dei cittadini attraverso un referendum popolare. Il sindaco Calogero Martello, ai microfoni di Mediaset, ha affermato: non accetteremo invasioni di campo da parte di altri comuni che con motivazioni più o meno positive decidono cosa fare nella città di Porto Empedocle. Sarà la città ad esprimersi, ha concluso il primo cittadino. La presa di posizione della soprintendenza di Agrigento è importantissima perché da un lato smentisce l'amministratore unico dell'Enel Storace dicendo che le autorizzazioni pregresse sono assolutamente scadute e dall'altra pone una serie di problematiche per le eventuali nuove autorizzazioni in presenza di emergenze archeologiche, culturali e paesaggistiche vicine a questo impianto.
Maxi rissa ieri sera, venerdì santo, in Piazza della Pace a Favara. La zuffa è scoppiata di fronte a un bar in una zona affollata e frequentata da numerosi giovani. Ancora ignoti i motivi alla base dell'accaduto. Sul posto i carabinieri della tenenza di Favara e anche una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Agrigento. All'arrivo dei militari, circa 20 giovani coinvolti si sono immediatamente dati alla fuga. Dalle prime ricostruzioni eseguite dalle forze dell'ordine non ci sarebbero persone rimaste ferite. Referendum della giustizia il 12 giugno prossimo, mentre alcuni comuni e regioni saranno chiamati al voto per le elezioni amministrative, gli italiani dovranno esprimersi su 5 quesiti riguardanti custodia cautelare, separazione delle carriere dei magistrati, elezione del CSM, consigli giudiziari, incandidabilità dei politici condannati. C'è il servizio. Il progetto referendario originario del Partito Radicale, al quale io ho partecipato quale dirigente nazionale, aveva come obiettivo principale quello del quesito sulla famosa responsabilità civile dei giudici, di cui tanto si parla in Italia e poco si fa. È stato bocciato. Quello che riguarda la giustizia in questo momento sono i 2 quesiti relativi alla organizzazione dei consigli giudiziari e alla elezione dei magistrati al Consiglio Superiore della Magistratura, e soprattutto quello che va a modificare un articolo importantissimo del Codice di Procedura Penale, che è l'articolo 274, e che riguarda la possibilità di sottoporre il cittadino a misura cautelare. Premettiamo che parliamo di referendum abrogativi, si cerca di abrogare una legge in questo momento vigente. Per fare ciò occorre che vadano a votare almeno il 50% degli elettori. Sono molto fiducioso questa volta, perché mentre nelle scorse campagne referendarie il referendum veniva votato fino a se stesso, quindi la gente possibilmente non capiva, non era invogliata ad andare a votare, questa volta la concomitante elezione alle amministrative ovviamente può spingere un numero di elettori maggiore rispetto a quella che è stata la media delle passate campagne referendarie. La vostra è una delle poche emittenti televisive regionali che sta facendo questa, campagna referendaria, e purtroppo io devo registrare un silenzio quasi assordante dei media nazionali sui referendum, e in questo momento c'è un tentativo del Parlamento nazionale per cercare di evitare taluno di questi quesiti, di questi referendum, attraverso la modifica della legge. Faccio riferimento alle modalità di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, il cosiddetto quesito per evitare le correnti dei magistrati che tanto hanno danneggiato la giustizia italiana. Il decreto Severino è già la famosa legge sulla incandidabilità e ineleggibilità dei politici condannati. Parliamo di una legge fatta nel 2012 che prevedeva la incandidabilità dei soggetti condannati con pene definitive superiori a 2 anni per taluni reati. La norma però più bizzarra era quella che consentiva la sospensione dalla carica di sindaco o di deputato o di un soggetto che era condannato in primo grado anche per il reato di abuso d'ufficio. Poi spesso quello stesso soggetto veniva assolto. Questa legge aveva inciso sulla rappresentazione democratica delle nostre istituzioni, molto contrastante con il principio di presunzione di innocenza. Recentemente il Parlamento nazionale ha recepito una direttiva del Parlamento europeo sulla presunzione di innocenza, quindi fin tanto che non c'è una sentenza definitiva che accerti in maniera irrevocabile la colpevolezza dell'imputato, non possiamo parlare di imputato presunto colpevole. La legge Severino capovolge questo principio e quindi anche di fronte a una sentenza non definitiva impone la sospensione di colui che detiene una carica pubblica. È un referendum che va votato con un bel sì, e quindi per l'abrogazione del decreto legislativo. Ha tentato di evirarsi all'interno del carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, un gesto estremo di cui non si conoscono i motivi. Di un giovane detenuto di Canicattì ad intervenire ed evitare il peggio sono stati gli agenti della polizia penitenziaria. Il detenuto è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove i sanitari gli hanno applicato 27 punti di sutura alla ferita causata dal taglio. Inchiesta su concorsi truccati ed esami pilotati.
La telecamera piazzata dai carabinieri del NAS nello studio dell'ex potente primario del Policlinico di Palermo, Gaspare Gullotta, ha svelato un giro verticoso di raccomandazioni. Adesso al vaglio del pool, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio De Montis. Era questo il metodo di operare di Gullotta, fare dei favori per allargare la sua rete, una rete di persone che prima o poi avrebbero dovuto sdebitarsi con lui. Più grande il favore fatto, più grande quello che sarebbe arrivato prima o poi. Sono pesanti le parole che ha scritto il GIP Donata Di Sarno. Gullotta è un soggetto di notevole spessore criminale perché ha dimostrato di saper calpestare ogni regola con grandissima disinvoltura in più occasioni e per fini più disparati, senza mai manifestare alcuno scrupolo. Veniva contattato da medici, scrive ancora il GIP, e anche da professori afferenti ad altri settori scientifici affinché intercedesse per la soluzione di controversie ed incomprensioni. Entreranno in funzione dalla fine di giugno i 22 nuovi treni ibridi Blues di Trenitalia acquistati dalla regione siciliana per rinnovare la flotta ferroviaria in servizio nell'isola. L'investimento complessivo ammonta a oltre 300 milioni di euro. Vediamo. Il governo Musumeci aveva preso un impegno con la Sicilia e con i siciliani, che era quello di migliorare i servizi ferroviari, e lo abbiamo mantenuto. Dopo i 25 treni POP, i 25 treni elettrici che già sono stati collocati in esercizio in Sicilia, abbiamo da oggi portato anche i nuovi treni bimodali, che saranno in esercizio dalla fine di giugno prossimo, cioè 22 treni che saranno a diesel ed elettrici e serviranno per creare quella compensazione infrastrutturale in quelle zone un po' più penalizzate della Sicilia. Mi riferisco alla parte occidentale o al sud-est della nostra isola. Questi treni sono ben 22, sono 12, avranno una capienza di 320 posti a sedere, 10 invece avranno una capienza di 219 posti a sedere. Saranno appunto utilizzate in quelle tratte meno un po' più penalizzate, ma potranno essere posti in esercizio anche sulle grandi direttrici, che è la Palermo-Messina, la Messina-Catania e la Catania-Palermo. Doveva servire da nuovo terminal degli autobus, eliminando il caos delle autolinee intorno alla stazione di Messina. Invece il parcheggio del cavalcavia Cannizzaro da martedì prossimo diventerà a pagamento ed a esclusivo uso delle automobili. C'è il servizio. Nato il posteggio del cavalcavia come posteggio di interscambio, come avviene in tutte le città europee, come avviene a Catania, come avviene a Palermo, interscambio dei bus extraurbani, dei bus turistici, in modo da avere un hub naturale sopra la stazione centrale, collegata con un ascensore che consentiva agli utenti di poter interscambiare il servizio gommato con quello ferroviario, a poche centinaia di metri anche dall'hub marittimo per il traghettamento sullo stretto. Niente di tutto questo. Il progetto è rimasto solo sulla carta. Adesso la scelta, che non comprendiamo come Will Trasporti, di trasformare questo posteggio da posteggio di interscambio all'ennesimo posteggio a pagamento, altre strisce blu, altri balzelli da pagare per i cittadini, ma soprattutto una ennesima bestemmia in termini di mobilità, perché è l'ennesimo posteggio a pagamento nel centro città, lì dove le macchine e la vettura privata non dovrebbe entrare. E a poche centinaia di metri dal posteggio Cavallotti, multipiano, spesso mezzo vuoto. Non se ne capisce la ragione, di certo non si è mossi nel senso della mobilità sostenibile. Se da una parte si fa una zona a traffico limitato evitando l'ingresso delle autovetture, ecco che è l'ennesima dimostrazione che quel parcheggio così non avrebbe senso. Consentitemi, le idee sulla mobilità sostenibile in questa città sono molto confuse. C'è stata una serie di inaugurazioni di posteggi chiamati di interscambio, ma che di interscambio non sono, perché sono posteggi spesso già preesistenti e al centro cittadino. Non tutti sono vicini ai punti di interscambio, che sono appunto il bus, i mezzi sullo stretto, la stazione centrale. Ci si muove per continuare a riempire la città, la terza città d'Italia per traffico gommato delle autovetture, non si opera nel senso opposto, nell'incentivare invece
ma io direi quasi ad obbligare l'utilizzo del servizio pubblico. Abbiamo ancora una metroferrovia che a sud reclama vendetta perché non c'è alcuna integrazione con ATM. Io credo che in questi 4 anni si sia solo perso tempo e fatto tanta propaganda. I vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per soccorrere un ragazzino di 14 anni che era rimasto ferito dopo aver scavalcato un cancello nel tentativo di recuperare un pallone che era finito all'interno dell'area ex mattatoio. Il ragazzo, cadendo, si è procurato una distorsione che gli impediva di tornare indietro. Ha chiesto aiuto e i vigili del fuoco lo hanno recuperato forzando il lucchetto del cancello. Con un'ambulanza è stato quindi trasferito in ospedale per le indagini diagnostiche al piede contuso. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Adesso il calcio, missione compiuta per il Campobello di Licata che sale in prima categoria ed una panoramica sui campionati di eccellenza, promozione e prima categoria con Carmelo Lentini. Il Campobello di Licata espugna il campo della Limena con il risultato di 2-5 ed approda matematicamente in prima categoria. La compagine agrigentina infatti sul filo di lana e con un punto di vantaggio sul Gela taglia il traguardo e dopo anni di anonimato ritorna in un torneo importante come quello di prima categoria. Il Campobello di Licata ha tagliato il traguardo conquistando 49 punti, conseguenza di 16 vittorie, 3 sconfitte e un pari, per un totale di 20 partite giocate. 50 sono stati invece i gol segnati e 19 quelli subiti. Il miglior marcatore campobellese è una vecchia conoscenza per avere militato in passato con la maglia dell'Acragas. Si tratta di Tanio Falsone, autore di ben 27 reti. Grande festa nel centro agrigentino al ritorno della squadra dalla vittoriosa trasferta di Alimena, che ha sancito matematicamente il salto di categoria. Caroselli di auto, bandiera al vento, tifosi impazziti, una lunga notte di festeggiamenti in compagnia dei propri beniamini. In trionfo la presidente Samantha Ingaglio, una ragazza che ha sposato ben volentieri la causa calcistica cittadina, e il tecnico Luigi Milazzo alla guida di una squadra formata da quasi tutti elementi locali. In questa promozione in prima categoria c'è anche lo zampino di Giovanni Falsone, campobellese di nascita, anche lui un ex allenatore dell'Acragas ed attualmente alla guida del Raffadale in promozione. Mister, un 5-1 rotondo conquistato in trasferta ad Alimena che la dice lunga sulla forza di questo Campobello di Licata che vi serve su un piatto d'argento 3 punti e il meritato salto in prima categoria. Sì, infatti i ragazzi fino all'ultimo hanno dimostrato la superiorità del campionato rispetto agli altri avversari, il che se ne dica in giro perché si sono dette tante cose, però il Campobello oggi ha dimostrato anche fuori casa di essere forte e di vincere il campionato di seconda categoria su tutti i fronti, perché all'inizio del campionato non era detto che vincevano perché c'erano squadre molto più forti rispetto a noi, però i ragazzi veramente hanno dimostrato di essere più forti di quelli che loro immaginavano e quindi un merito va soprattutto ai ragazzi fino all'ultima giornata, impegnandosi e dimostrando attaccamento alla maglia e al Campobello Calcio. I campionati di eccellenza promozione terza categoria vanno in letargo per alcuni giorni per consentire ai calciatori di trascorrere le vacanze pasquali con le proprie famiglie. Si ritornerà in campo martedì prossimo per prepararsi alle ultime sfide di campionato, il cui esito finale influenzerà notevolmente sul cammino futuro. Nel torneo d'eccellenza sia Acragas che Profavara venerdì hanno sostenuto l'ultima seduta di allenamento e la prossima settimana è prevista la ripresa per preparare la sfida in programma, ricordiamo domenica 24 aprile allo stadio Giovanni Brucoleri. Da parte biancazzurra il tecnico Nicolò Terranova recupera Cipolle e Tuniz fermi per squalifica contro la Parboval, mentre per l'allenatore favarese Tudisco c'è solo l'imbarazzo della scelta, sapendo di poter contare sull'apporto del bomber Gambino, ritornato a segnare gol a grappoli, e su Simone Giuffrida, un esterno dai piedi buoni, entrambi
Entrambi provengono proprio dall'Akragas e sarà anche questo un tema importante della sfida. Tra Akragas e Pro Favara ci sono 6 punti di distacco in classifica generale e proprio quest'ultima sembra avere il calendario più agevole. Infatti la compagine di Tudisco dovrà affrontare prima l'Akragas e poi il Casteltermine, mentre l'Akragas ovviamente il Pro Favara e poi l'Etna. In agguato il Don Carlo Misilmeri che di punti ne ha 3 meno dell'Akragas e che dovrà giocare contro l'Oratorio Marineo e poi con il Marsala. Settimana di lavoro in casa Akragas che prepara la sfida contro la Pro Favara del prossimo 24 aprile, un derby che si preannuncia emozionante e spettacolare con l'alta posta in palio. Che clima si respira in casa Akragas, mister? È un clima tranquillo, stiamo lavorando in serenità e la squadra si sta applicando. È una settimana particolare perché domenica non si gioca, però già da lunedì stiamo lavorando in funzione della partita contro il Favara, che mi auguro sia prima di tutto una partita per gli amanti del calcio, una partita dove non deve succedere nulla se non quello di una partita di calcio normale. È chiaro che la posta in palio è alta, però la squadra in questi 2 mesi da quando sono arrivato ha dimostrato di avere carattere, ha risolto delle partite dove c'erano delle situazioni un po' particolari, la squadra ha sempre reagito alle sollecitazioni degli avversari, sono fiducioso, siamo fiduciosi, stiamo lavorando bene, abbiamo in questi giorni un po' toccato alcune situazioni di didattica magari che ci mancavano e quindi siamo pronti per affrontare quest'altra settimana in vista della partita di Favara. 2 partite alla fine della regular season e poi spazio ai playoff. L'Akragas potrebbe saltare il primo turno dei playoff se dovesse avere 10 punti di vantaggio dalla quinta classificata. È questo il vostro principale obiettivo adesso? Guarda, preferiamo guardare di partita in partita. La prossima è sempre la più difficile, la prossima è quella del Favara. Anche perché un derby è una partita particolare dove sappiamo tutti che la posta in palio è alta, sappiamo che abbiamo 2 obiettivi, però non dobbiamo perdere di vista quello che è il primo obiettivo, cioè dire realizzare un sogno che è quello di arrivare nella seconda posizione in classifica e affrontare i turni di playoff in casa. Questa tua esperienza in casa Akragas come si sta rivelando? Che primo consuntivo puoi tracciare? Guarda, sono soddisfatto per via del fatto che è un contesto dove in passato già hanno visto il professionismo, quindi per noi allenatori è molto più semplice andare a lavorare in questi contesti. Ho trovato un ambiente pulito, un ambiente dove mi stanno mettendo nelle condizioni di lavorare al meglio, la squadra mi segue e quello che mi interessa più di tutto è proprio la disponibilità dei giocatori. Domani ultimo allenamento, poi la rompete le righe per le festività pasquali. Il tuo augurio ai tifosi bianco-azzurri per la Pasqua che sta per arrivare? Un augurio di buona Pasqua a tutti i tifosi dell'Akragas e non solo. La prossima settimana torneremo, prepareremo alla grande questa partita, speriamo di assistere a una grande partita, speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi perché se lo meritano e quindi chiudo con l'augurare a tutti i tifosi dell'Akragas una buona Pasqua. Ancora calcio, Serie D, Licata batte il Trapani in trasferta 4-0. Vediamo. Buon pomeriggio e ben trovati dal provinciale da parte di Mirko Ditta che grazie all'assistenza tecnica di Nicola Vassallo e Guido Novara è pronto a raccontarvi la giornata numero 33 del campionato di Serie D Girone I tra Trapani e Licata, squadre che adesso stanno facendo il proprio ingresso in campo. Bruno, nuovamente dopo l'appoggio di Lupo. Pallone in profondità subito verso Antonino Musso, occhio Musso, il pallonetto con il mancino e subito occasione per il Trapani dopo 25 secondi, c'è stata una deviazione da parte e l'opposizione poi di Truppo, dalla bandierina a Bonfiglio sul secondo gol, proprio su Musso, ancora una volta Truppo se la ritrova lì e blocca in 2 tempi.
Allontana il lupo, ci arriva però Samaché, il contrasto con Vitale, giudicato falloso da parte della signora Molinare, quindi calcio di punizione. Altro Antezza e Olivera dovrebbero tornare nella prossima gara. Il fischio di Molinaro, il calcio di punizione, ed è una pennellata da parte di Maiko Candiano che sblocca il punteggio al 4° minuto. Il Licata è in vantaggio al Provinciale. Pallone in mezzo, Musso, pallone al lato, alle sue spalle c'era Maltese. Buona questa gira che è abbastanza isolato. Allora può entrare nell'area di rigore il numero 10, palla sul secondo palo, occhio dove c'è De Felice, stop, palla in mezzo per Suare contro Maltese, prova a prendere il fondo, c'è una deviazione, pallone che arriva però direttamente tra le braccia di Recchia. Di prima intenzione Vitale, la cicca clamorosamente e poi Santarpia ci prova senza inquadrare lo specchio. Pallone che spiove in aria, deviazione, era uscito Recchia. Occhio, possibilità per il Trapani, Barbara in area di rigore, palla in mezzo, forse un contatto al centro dell'area. Curro, poi scivola Minacori, occhio ancora il pallone per Samachi all'interno dell'area e poi Maltese a metterci una pezza, non è finita, da centrarsi il numero 11, poi Lupo dentro il pallone di prima intenzione per Barbara in area, palla arretrata. Lupo, ancora Galfano, pallone totalmente sballato. Orlando, sguardo in mezzo, il pallone dentro, un po' di incertezza da parte di Recchia che poi prova a riappropriarsi della sfera. E Candiano, il cambio gioco da parte di Mazzapunto all'indirizzo di Suare, calcio di punizione netta, anzi è calcio di rigore, è calcio di rigore, se non vado errato ha dato calcio di rigore. Parte Candiano contro Recchia, Candiano firma il raddoppio per il Licata al minuto 56, il Licata avanti 2-0 e Trapani in 10 per Vitale, pallone dentro, Musso, proprio la spizzata e non ci arriva De Felice, Bonfiglio, ancora lui, prova il destro, pallone impreciso, Suare, mezzo a 2, occhio a Samaché, possibilità per il Licata di distendersi, Suare contro Pagliarulo, in area di rigore numero 3, prova il destro, la tiene e c'è il 3-0, non la tiene Recchia e c'è il 3-0 da parte del Licata, facile il tocco sotto porta da parte di Curro, ma sono abbastanza evidenti qui le responsabilità da parte del numero 12 del Trapani e quindi è 3-0. Vitale sul secondo palo verso Pagliarulo, la sponda e Maltese impegna a Truppo, Russo in area, è andato completamente a vuoto Truppo, altra deviazione. Candiano, il primo palo è 4-0 del Licata a segno aprile, incredibile, minuto 69 e questo è l'ultimo pallone giocato, non c'è recupero al Provinciale, quella che senz'altro è la sconfitta più altisonante e netta della stagione del Trapani, in casa, Trapani 0, Licata 4. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi, buon weekend e buona Pasqua, a presto.